intervenire e porre anche le vostre domande al nostro ospite, in collaborazione naturalmente con Confcommercio Unione Venezia. Questa volta abbiamo il presidente regionale dei panificatori Massimo Gorghetto, grazie di essere qui con noi. E quindi parliamo, vi raccontiamo, anzi vi racconterà la nuova normativa sul pane fresco. Cosa si intende per pane fresco rispetto naturalmente a quello che può essere congelato oppure precotto? Poi cosa prevede la nuova legge rispetto alla situazione antestante, precedente? Parliamo di panificio. Cos'è un panificio sostanzialmente? Che caratteristiche deve presentare? Gli ingredienti, le farine, insomma tante cose. Poi la formazione stessa per chi si dedica a questa attività, di che tipo deve essere, il pane di qualità, qual è il pane di qualità, cosa prevede la normativa europea, insomma ci sono tante dietro le quinte del semplice pane che ci aiutano a comprendere un mondo che è fatto anche di un'arte, ricordiamolo, perché l'arte della panificazione antichissima va tutelata, preservata, anche perché il buon pane è un bene inestimabile, un valore primario per la nostra tavola. E questo poi, alla luce delle tante spiegazioni che ci verranno date, riusciremo a comprendere anche la dinamica prezzi del pane che tante volte è sostenuta, ma da che cosa, quali sono le motivazioni e soprattutto come comprendere l'attività che si svolge, come deve essere fatta, in che termini, quali sono gli ambiti di legge. Allora, ci sono tante cose da affrontare, Presidente. Innanzitutto vediamo un po' di capire chi è colui che fa il panificatore, quindi diciamo così il panificio. Fino a ieri, dopo di una nuova normativa cosa prevede? Fino a ieri il panificatore non è altro, ma lo è tuttora, uno che con passione si dedica a questo tipo di lavoro, che accumula proprio per la passione e quindi la durata nel tempo anni di professionalità che mi permetta di una piccola polemica, non può essere sostituita da quelle macchine del pane che vendono che si vendono comunemente nei supermercati di elettrodomestici. Perché questo? Perché l'esperienza porta a far sì che un buon metodo di panificazione debba rispettare determinati tempi, i tempi di lievitazione, i tempi di riposo delle paste, gli ingredienti soprattutto che siano di qualità, e tutto questo fa sì che il prodotto diventi un prodotto buono, un prodotto di qualità, un prodotto sano, un prodotto mangiabile e che non è assolutamente dannoso o comunque, come tanti dietologi dicono, fa ingrassare o fa male. Certo, tutto nelle quantità giuste. Il panificatore è come tanti altri mestieri uno che si dedica ad un'arte, come ha detto lei, con passione e soprattutto anche sacrificio, perché gli orari sono veramente... Purtroppo per poter dare il pane fresco alla mattina, alle 8, alle 7, quando si aprono i nostri negozi, bisogna lavorare alla notte, non c'è niente da fare. Voi a che ora vi alzate? Diciamo che mediamente un panificio inizia a lavorare intorno alle 3, 2 e mezza, 2, 3, 4 di mattina, non oltre, insomma. Quindi inizia la preparazione, ci racconti un attimo proprio per far conoscere ai Ma la preparazione diciamo che inizia già il giorno prima per uno che panifica in modo corretto, preparando dei preimpasti che si chiamano bighe che vengono messe a riposo per un determinato numero di ore, minimo 12, massimo 18, ma possono essere anche molto di più, e più il tempo di riposo è lungo e migliore è la resa del pane e la qualità del pane. Dopodiché alla mattina quando si arriva si prendono questi preimpasti e si comincia a lavorarci sopra con l'aggiunta di farina, di acqua, di lievito e poi tutti quegli ingredienti che oggi il mercato richiede, perché abbiamo non dico 1000, ma tante tipologie di pane che il consumatore ci chiede: il pane, il kamut, la soia, il pane con le olive, il pane integrale, il pane di grano duro, ce ne sono tantissimi
e ormai la professionalità è diventata tale nel tempo che, a differenza magari, che so, di 20 anni fa, quando il consumo del pane era elevato e a quel punto bastava produrre pane e aver voglia di lavorare si faceva. Oggi c'è molta più attenzione alle particolarità di pane, perché il cliente è diventato più esigente. Parliamoci chiaro, oggi il pane non è più un alimento che si compra per fame, come una volta. È per gusto, è per tradizione. Noi il pane sulla tavola lo vogliamo sempre e quindi si va alla ricerca tante volte di pani un po' particolari che noi cerchiamo di soddisfare. Ecco. Ecco, il lievito, che è un elemento fondamentale per la riuscita di un buon pane, Sì. sì, di un pane, quale deve essere? In un Il lievito, guardi, allora, premesso che il lievito di birra è un alimento naturale, tanti lo bevono proprio per purificare la pelle, è cattivissimo, per l'amor di Dio, però cioè non è una... è che deve essere anche quello adoperato in modo adeguato. In modo adeguato perché? Perché fondamentalmente panificare con il lievito madre o panificare con un lievito di birra, l'importante è che questi tipi di impasti rispettino dei tempi di riposo, di lievitazione, in modo che la fermentazione non avvenga sullo stomaco di chi mangia quel tipo di pane, ma avvenga durante questo momento. È tutto là. È chiaro che se io adopero tanto lievito, avrò bisogno di tempi più lunghi. no, accelero questa fermentazione, che però non è completata e va a completarsi quando uno mangia quel tipo di pane. Certo, ma anche a livello quindi di preparazione domestica, più viene lievitato il prodotto meglio è, Sì. in generale, con Certo, lievito naturale naturalmente. sì, però ovviamente ci sono dei limiti, perché oltre il pane non regge più. Diciamo che tutto questo è legato anche da tipologie di farine che sono più o meno forti e quindi accettano tempi di lievitazione molto più lunghi. È chiaro che sostanzialmente una buona panificazione non dovrebbe mai superare il 2% sulla farina di lievito di birra. Se poi uno panifica con lievito madre, vabbè, allora là abbiamo il non plus ultra del lavoro. Ma il panificatore, scusi che lei trovo, ma un panificio non dovrebbe utilizzare il lievito madre? Ma non esclusivamente, diciamo che ad esempio il lievito madre è molto più adatto su tipologie di pane abbastanza grande, ha un senso, mentre in pani piccoli, tipologie di pane piccolo, non ha più quel significato che ha sui pani grandi, anche perché il pane prodotto con lievito madre ha una durata maggiore, dura più giorni, ha una fragranza diversa che si riscontra con difficoltà in pani piccoli, perché comunque il pane piccolo assorbe meno umidità e quindi è destinato a passare quel limite di fragranza dopo un tempo molto breve rispetto al pane grande. Ma l'inconveniente dell'utilizzo tecnico per chi lo adopera del lievito madre, cos'è il costo? Perché è troppo costoso? Perché no, assolutamente, cioè, il lievito madre non costa niente, è acqua e farina. Esatto, non costa assolutamente niente, cioè niente, ma insomma è diventata la panificazione con il lievito madre è diventata anche una filosofia, oltre che sì, certo. uno proprio ci mette in quel momento là, ci mette la passione, perché si crea il suo lievito, non è uguale agli altri, ognuno ne ha e se lo deve mantenere per anni. C'è chi ha un lievito madre che ha anche 100 anni. Deve essere alimentato costantemente, non è il costo, ma è proprio tutta questa... intanto ha dei tempi di lievitazione sicuramente più lunghi, quindi c'è questo problema quindi è questione di tempi, ma sostanzialmente non ha un costo, c'è solo questo impegno
lo devi mantenere vivo sempre, costantemente, anche quando sei in ferie. Ah, quindi è una cosa, Sì. quindi non esiste ferie per il Ma lievito. insomma, È più c'è chi se lo impegnativo. porta in ferie e magari va da qualche collega a rinfrescarlo, succede anche questo. Ecco. A livello salutistico, anche per i bambini, eccetera, qual è preferibile? Che tipo di pane è preferibile? Guardi, Per evitare anche poi di incorrere un domani in problemi di digestione, adesso visto che tutti sono molto se non ci sono delicati. intolleranze particolari, qualsiasi tipo di pane va bene. L'importante, ripeto, l'importante è che nella produzione, negli impasti, vengano rispettati determinati tempi di lievitazione e di fermentazione. Perché, ripeto, anche il lievito di birra stesso è un prodotto naturale che non... Quando è che diventa pericoloso, tra virgolette? Quando se ne adopera tanto, quando se ne adopera tanto, ed è questo che ha provocato nel tempo queste intolleranze, queste difficoltà a digerirlo, perché probabilmente nel tempo se ne è adoperato più del dovuto per necessità di lavoro, perché magari la produzione era talmente grande da accelerare le fermentazioni, le lievitazioni, e quindi si tendeva un po' a spingere su questo. Adesso c'è questa riscoperta del lievito madre e tanti, io so che tantissimi colleghi la utilizzano e insomma è difficile adoperarla nell'intera produzione, però in una buona produzione una parte è sicuramente con il lievito madre. Ecco, allora entriamo un po' nel merito specifico della nuova normativa. Che passaggio c'è a livello regionale determinante secondo lei nella figura del panificatore, del panificio, allora, eccetera? questa legge bisognerebbe spendere 2 minuti un attimo per capire come nasce e qual è la necessità di questa legge. Allora, la legge nasce nel 2004, la nostra federazione già presenta un disegno di legge al Parlamento che è praticamente simile a questo. Va nel dimenticatoio, i panificatori non hanno una lobby molto forte, per cui viene un po' dimenticata. Viene ripresa nel 2006 quando Bersani liberalizza le licenze. Liberalizza anche le nostre. Noi avevamo una legge, la 1200, che calmierava il nostro mercato. Non si potevano aprire panifici entro un bacino che non superasse, che non avesse determinati numeri, abitanti, eccetera. Liberalizzato questo, la legge viene ripresa perché? Perché c'è la necessità in qualche modo di tutelare queste aziende di panificazione definendo qual è il pane fresco. Tra l'altro 2 cose importanti, una che già in quegli anni, nel 2006, incomincia a esserci nel mercato una quantità massiccia di pane congelato, che non è regolamentata, nessuno lo sa quando compra un pane. Quindi non c'è l'esigenza di segnalare il pane? Non c'era l'esigenza di segnalarlo. Uno dorava il pane congelato e ovviamente ad uno che è di fronte al forno, che si vede sfornare questo tipo di pane caldo, che la prima mezz'ora è anche fragrante, insomma tutto sommato non lo distingue da quello fresco, lo distingue dopo quando si raffredda. E quindi c'è la necessità di chiarire questa cosa. Tra l'altro, sempre la nostra federazione commissiona una indagine ad una grossa agenzia di sondaggi che è la SVG di Trieste, per conoscere che tipo di pane la gente compra. E risulta che il 98% della gente compra il pane fresco. Allora, siccome il pane industriale, quello della Barilla, tanto per fare un esempio, è già nel mercato con un 5-6%, il pane congelato ha un 15% di mercato, qualcosa non torna, perché chi è stato intervistato ha detto una bugia, oppure non sa.
Non lo non sa. sa, se è ovvio, come fa a saperlo? Non lo sa, non sa cosa compra, non sa cosa mangia. E allora ecco che nasce questa esigenza. Poi il governo Bersani cade e la cosa ritorna nel dimenticatoio. A livello regionale abbiamo pensato di ripresentarla in regione. Scusi, per tornare a questa ricerca, cos'altro è stato chiesto poi? Oltre... Come vedeva il negozio, il panificio, il perché andava dal panificio a comprare il suo pane, come vedeva la persona del panificatore, tutte queste... Ecco, però sempre rivolto al discorso che queste persone andando nei panificio, quindi non nella grande distribuzione, ma nei panificio, Sì, trovava un ambiente accogliente, e una pensavano che lì disponibilità. ci fosse pane Sì, fresco, e la grande distribuzione sapevano che non era probabilmente no, ma c'è il fatto che comunque uno quando va nella grande distribuzione magari quel giorno il pane se lo compra, però è molto ingannevole la cosa, perché se uno compra il pane congelato così com'è va bene, ma se lo compra a caldo, dorato, appena al momento, insomma può confondersi. E invece anche quel tipo di pane deve essere etichettato in modo giusto. Noi l'abbiamo presentata nel 2007 questa legge, non ieri l'altro, nel 2007, ed è stata per una legislatura praticamente dormiente in un cassetto. Nel 2011 con la nuova legislazione regionale ci siamo rifatti avanti, abbiamo trovato finalmente chi ha creduto in questa legge e l'ha sostenuta, e a dicembre il Consiglio del Veneto l'ha approvata, insomma. Ecco, tutto qua. Questa è la storia. Con noi la stessa prassi, la stessa cosa l'ha fatta la Lombardia e in parte il Friuli. Sono le uniche tre che hanno una legge regionale sul pane fresco, che comunque in qualche modo disturba qualcuno. Perché? Disturba qualcuno perché nell'articolo 2 di questa legge, al comma 3, noi chiediamo che il pane congelato venga etichettato con la dicitura di chi lo produce, dove viene prodotto e quando viene prodotto. E la Comunità Europea questo ce l'ha stoppata. Ed è abbastanza chiaro. Innanzitutto, già qua in Italia l'AIPA, che è l'Associazione Italiana Produttori Alimentari, ci aveva già dichiarato guerra, nel senso che non voleva assolutamente la data di produzione, perché si immagini lei una confezione di il bauletto della Barilla, che mi dicono che è stato fatto 6 mesi fa, già crea qualche problema, credo, in chi lo compra. Ma al di là di questo, la Comunità Europea dice che questa è una limitazione della libera circolazione delle merci. Insomma, nella carne c'è scritta da dove proviene, ma anche in un abito stesso c'è scritto da dove è stato fatto. Dopo che ci siano tutti gli escamotage per dire che è italiano perché ci hanno attaccato i motori è un'altra cosa. Però noi si chiede solo questo: dove è stato fatto e quando è stato fatto. Perché? Perché sappiamo per certo che questo tipo di pane ha anche 1 anno o 2 di stoccaggio, arriva da paesi dell'est dove noi siamo andati a verificare, non possiamo testimoniarlo, non possiamo dirlo, ma la mia azienda, le nostre aziende vengono controllate periodicamente dai NAS, dalle ASL, io non so cosa succeda là. Non dobbiamo arrivare ad una situazione tipo mucca pazza per correggere le cose. Poi nessuno vuole criminalizzare quel tipo di prodotto. L'importante è che venga segnalato come è stato fatto, dove è stato fatto. Punto. Perché il consumatore è libero di scegliere. E questa, secondo me, è anche una tutela del consumatore. E mi fa strano che quelle associazioni di consumatori che esistono non si siano mai schierate a favore di questa legge, perché è una tutela soprattutto per chi compra quel tipo di pane, perché deve sapere come è stato fatto, dove è stato fatto.
Quindi allo stato attuale noi siamo in grado solo di conoscere che cosa in pratica? Allo stato attuale sappiamo solo che è pane congelato, al momento. Quindi pane congelato c'è scritto. Quello c'è Però, scritto. ecco, però attenzione, facciamo l'esempio, viene utilizzato il pane congelato, come ha detto lei, poi dorato, Sì. in un panificio. Sì, esistono anche quei tipi Ci sono quei tipi di panifici, però perché vedi che allora, devono dirti che è congelato. deve essere scritto, Deve essere scritto. cioè, deve essere segnalato, deve essere venduto in scompartimenti diversi da quello di fresco, cioè deve essere individuabile, identificabile, se no non va bene. Allora, torniamo a parlare di questo, capiamo anche quando entra in vigore questa normativa, che cosa comporta, perché e chi di voi, riflettete, ha visto questa distinzione, questa etichettatura che dà questo allertamento, insomma. No, io la butto là così, dopo c'è la pubblicità. Sì. Pochi intervallo di pubblicità, pochi secondi e poi torniamo insieme.